Anziana, vedova e sola in casa, una preda facile per ladri senza scrupoli. Questa volta ai malviventi di turno, però, è andata decisamente male. Sono stati respinti e scacciati dalla padrona di casa mentre stavano penetrando all'interno di un'abitazione di Vicolo Filzi a Villorba. Cunegonda Ghizzouliana, 85 anni, non si è fatta intimorire e con freddezza ha sventato il furto utilizzando la tapparella della sua camera da letto che i topi d'appartamento avevano alzato per poi forzare la finestra. Erano circa le 21 di venerdì scorso. Ho preso la corda della persiana, ho tirato fuori tutta la corda e mi sono abbassata. Lui era di fronte di me, solo il vetro che ci separava. Quando ho tirato la corda, che ho visto che lui mi ha guardato, ho preso l'attimo che ha girato la testa, ho buttato giù la persiana di colpo e l'ho preso in pieno, ho fatto il salto e è scappato. Però a basso c'era un altro, sono scappati dalla stessa parte. La signora Cunegonda, impietrita e in preda al panico, si è barricata in casa e ha poi contattato con il suo cellulare il 112. Sul posto, nell'arco di pochi minuti, sono giunti i carabinieri di Villorba che hanno a lungo passato al setaccio la zona caccia dei ladri ormai lontani. Presso l'abitazione dell'85enne sono giunti anche gli uomini del reparto di polizia scientifica che hanno repertato le impronte digitali lasciate dai malviventi sulla parte esterna delle tapparelle. Nonostante il grande coraggio dimostrato, Cunegonda Ghizzouliana fatica a superare il grande shock per quanto è avvenuto. Non riesco più a dormire in camera da letto, ci rivela. Di certo la sua reazione ha scongiurato il peggio, sia per lei che per gli altri residenti della zona che avrebbero potuto ricevere la stessa sgradita visita.